Bene, se possiamo partire, do il benvenuto a tutto il pubblico di Gioco Orienta, a tutti i partecipanti. Sono Roberto Gaudio, dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e il mio compito oggi è quello di moderare questa tavola rotonda che dal titolo appunto Le professioni del futuro per una scelta consapevole sin dalla scuola secondaria di primo grado e saranno relatori in questa tavola rotonda il dottor Roberto Crosta, segretario generale della Camera di Commercio di Padova, Riccardo Donadon, imprenditore e fondatore di CIFARM, Luisa Bienati, prorettrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia, prorettrice per la didattica, e la dottoressa Carmela Palumbo, che è direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Allora, andrei in ordine, quindi do la precedenza alle signore e chiedo brevemente ai nostri ospiti di presentarsi al pubblico e quindi do la parola alla professoressa Luisa Bienati di Ca' Foscari. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio il dottor Gaudio che mi ha dato l'opportunità di incontrarvi e di confrontarmi con voi sul tema delicato delle scelte per il vostro futuro. Sono Luisa Bienati, attualmente sono prorettrice alla didattica dell'Università di Ca' Foscari di Venezia, insegno letteratura giapponese moderna e contemporanea presso il Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea. E se devo così dare un po', diciamo, il quadro di riferimento della mia attività, devo dire che ovviamente una parte importante del mio lavoro è dedicato alla didattica e alla ricerca. La mia ricerca è sempre stata rivolta soprattutto a due periodi della storia letteraria giapponese, quella dell'inizio del Novecento, in particolare di scrittori che si sono confrontati con i temi, con i dilemmi della modernità, e quello della letteratura del secondo dopoguerra, in particolare la cosiddetta letteratura della bomba atomica. Sono cafoscarina da sempre, perché a Ca' Foscari ho studiato e qui tuttora insegno. Non sono veneziana, sono nata vicino a Milano e dopo la maturità, pur avendo vicino le università milanesi che mi offrivano molte possibilità, ho deciso invece di arrivare a Venezia a studiare una delle poche cose che Milano allora non offriva, e cioè appunto le lingue e le culture orientali. Mi sono iscritta a quello che allora si chiamava il corso di laurea in lingue e letterature straniere e ho cominciato il primo anno molto ottimisticamente a studiare sia il cinese che il giapponese, per poi rendermi conto che non era possibile studiare due lingue orientali, e allora ho scelto di approfondire la lingua e la cultura giapponesi. Ho trascorso ovviamente molti periodi all'estero e ho cominciato poi la mia carriera come ricercatrice presso la mia alma mater, cioè presso Ca' Foscari. Qui a Venezia ho formato anche la mia famiglia, ho avuto 3 figli e quindi adesso, anche se non mi considerano mai veneziana, ma di fatto ho passato la maggior parte degli anni della mia vita a Venezia. Nel tempo, con la fatica ovviamente di conciliare famiglia, didattica, attività di ricerca, ho svolto via via incarichi di sempre maggior responsabilità e oggi sono al servizio prima di tutto del mio Ateneo, a cui sento di dovere molto per l'opportunità di lavoro e di vita che mi ha offerto. Grazie. Grazie, professor Bienati. E allora chiedo una presentazione, una breve presentazione anche alla dottoressa Carmela. Grazie, saluto tutti. Io sono il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e lavoro quindi per il Ministero dell'Istruzione, per intenderci, in quello che è un suo ufficio territoriale. Sono laureata in giurisprudenza e mi sono subito dedicata all'amministrazione. Era, diciamo, il settore della vita dei servizi al nostro paese che mi ha attirato da subito, insomma, già al termine dei miei studi, e sono entrata appunto al Ministero dell'Istruzione. Ho fatto, diciamo così, un percorso interno e che mi ha visto a lavorare sia qui in Veneto per lunghi anni, in Friuli Venezia Giulia, e anche gli ultimi 9 anni a Roma in varie posizioni come direttore generale per gli ordinamenti scolastici
e poi come capo dipartimento. Ecco, ora sono qui al capo dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto. Grazie, dottor Palumbo. Chiedo la stessa cosa al dottor Crosta. Buongiorno a tutti, sono il professor Gaudio, sono Roberto Crosta, sono prima di tutto come dico un marito e un papà, poi ci sono tante altre cose, ho una figlia di 10 anni, da qualche tempo saremo alle prese anche noi con conoscenze importanti rispetto al tenimento delle scuole dell'obbligo, quindi è un nuovo incontro. Nella vita professionale sono il segretario generale della Camera di Commercio di Padova, come diceva prima il dottor Gaudio. La Camera di Commercio è un ente che magari i ragazzi conoscono moltissimo, di parole precisissime, è tutte le anagrafi delle imprese, dove cioè si stimano tutte le imprese del nostro territorio, e poi fa attività anche di natura promozionale, scusate, ma fa anche molte attività con le scuole, dopo ne parleremo. Sono per il momento anche segretario generale dell'Unione delle Camere di Commercio del Veneto e presidente di una fondazione del Patriarcato di Venezia, la Fondazione Marcianum, che ha fatto parecchi percorsi con le scuole. Il mio percorso scolastico condivido la mia alma mater, diciamo così, con la professoressa Binati, perché anch'io sono da Foscarino, mi sono laureato in economia e commercio e lo dico sempre con molto orgoglio. Prima di questo avevo fatto una scuola completamente, ho fatto ragioneria, l'Istituto Tecnico Commerciale Padova, l'Istituto Tecnico Commerciale Calvi, al quale sono molto affezionato. Grazie dottor Crosta. E Riccardo Donadon, ci racconti qualcosa di lei, visto che insomma sta creando dei progetti molto interessanti. Sì, buongiorno a tutti. Ma io allora ho iniziato a lavorare, ho una preparazione classica, nel senso che ho fatto il liceo classico, poi ho fatto qualche esame di psicologia, però avevo molta voglia di lavorare nel mondo dei computer, per cui nel 95, nel 92 mi ero già collegato a internet e cominciavo con le BBS, con i modem nel 92-93 tramite l'Università di Padova. Poi nel 94, quando ho cominciato a prendere forma un internet un po' più per tutti, ho cominciato a buttare giù un mio progetto. Nel 95 ho fatto un mio primo prodotto, che era un primo centro commerciale virtuale che vendeva online, ed è stato un prodotto che ha funzionato perché pochi anni dopo l'ho ceduto a Infostrada, che era un operatore che stava partendo. Poi ho fatto nascere un'altra società nell'ambito del digital che ha avuto molto successo e che ha fatto un po' tutti i portali che abbiamo usato nell'inizio della prima fase di internet nel 2000, e lì sono stato molto fortunato perché l'ho ceduta proprio a cavallo del 2000, ero molto giovane, l'ho gestita per altri 3 anni e poi ho fatto di fatto un anno di giardinaggio, che è la mia passione, e nel 2005 ho pensato che era giusto fare il giving back, perché sono stato sicuramente molto fortunato, e di creare un'infrastruttura che potesse aiutare i giovani a cogliere le opportunità che si stavano generando col digitale. Per cui nasce questo progetto di H-Farm, che nei primi 10 anni è una piattaforma che finanzia e seleziona ottime idee sul digitale e cerca di dargli lo spunto per partire. Poi dal 2015, ho fatto parte della task force che aveva voluto il ministro Passera nel 2012 e mi sono reso conto che comunque l'Europa fa molta fatica a valorizzare queste cose. Ho pensato di affiancare a queste cose qui 2 nuovi filoni, uno di supporto alle aziende per la loro trasformazione digitale, e oggi Farm complessivamente impiega 645 persone, di cui 340 lavorano nella consulenza e 200 sono nel vostro mondo, nel mondo dell'education, perché nel 2015 abbiamo acquisito 3 scuole internazionali e abbiamo iniziato un percorso molto umilmente nell'ambito della formazione, cercando di portare un contributo dal punto di vista tecnologico, quindi capire bene come si forma
per cercare di mettere sotto tutte quelle piattaforme, tutti quegli skill che possono in qualche modo essere utili per i ragazzi che oggi devono presentarsi a un mondo del lavoro che sicuramente è trasformato. Bene, grazie ai nostri ospiti e allora cercherei di entrare un po' nel vivo del tema della nostra tavola rotonda, che è un po' la consapevolezza della scelta. E allora vi chiederei, ricordando insomma la vostra esperienza universitaria, la vostra esperienza lavorativa, cioè i momenti insomma in cui vi siete trovati ad affrontare delle scelte fondamentali e significative per la vostra vita, quali sono stati gli elementi, le situazioni, le informazioni che secondo voi possono essere utili ad un giovane che sta per concludere la scuola secondaria di primo grado, quindi l'ex scuola media, per intenderci, per una scelta consapevole. Nel nostro paese, come dire, i dati ci rinviano a professioni specifiche che mancano e che richiederebbero determinate scelte anche nella scuola secondaria superiore. Però ecco, in realtà poi l'orientamento sappiamo che avviene sulla base di tutt'altro. Ecco, vi chiedo quali possono essere secondo voi gli elementi, le informazioni che un giovane deve tenere in considerazione oggi per fare questa scelta? E partirei sempre dalla professoressa Bienati. Il microfono, professoressa Bienati. Ecco, se devo ripercorrere la mia strada, il mio percorso e individuare quali sono stati gli elementi determinanti nelle mie scelte, ecco, direi innanzitutto la curiosità di conoscere nuovi luoghi, nuovi contesti culturali, nuove persone. Come vi dicevo prima, mi sono trasferita da Milano a Venezia e allora non era molto comune andare fuori sede a studiare, anzi i miei compagni di liceo mi vedevano come una mosca bianca e si sentivano forse anche un po' traditi da questa mia scelta così strana. Devo dire però che le grandi amicizie e i legami familiari sono rimasti nonostante la distanza, forse più che se fossi andata a studiare alla statale o allo IULM. Quindi questo lo dico soprattutto ai ragazzi, non abbiate timore a scegliere atenei fuori sede, a fare nuove esperienze, non abbiate neanche timore di un'autonomia di vita, perché sono tutti elementi molto preziosi. Ovviamente per me è stata determinante anche la mia famiglia che mi ha dato la totale fiducia e ha sostenuto le mie scelte e anche il percorso che ho fatto nella scuola superiore. Io ho fatto il liceo classico e anche se al liceo classico le lingue erano insegnate veramente per un numero di ore molto esiguo, avevo una insegnante di inglese molto brava, piena di entusiasmo, che mi ha trasmesso la passione per le lingue. E questo sicuramente è stato un elemento importante. E poi sono stati veneziani, cioè i docenti che ho incontrato qui, con cui avevamo un confronto e uno scambio intellettuale continuo, essendo allora pochi gli studenti di lingue orientali e tutti fuori sede. Quindi se devo riassumere in poche parole quello che è stato determinante per me, direi che è stata la libertà di scelta, cioè se seguite una passione o una intuizione, perché allora io non conoscevo davvero nulla di quei mondi ed era poco più che una intuizione, l'impegno che poi queste scelte è meno pesante e la strada della vita poi la trovate. Mi piace citare una frase che ho letto tempo fa che dice nulla di grande al mondo è stato realizzato senza passione, detta da un grande filosofo, ma è comunque una frase in cui mi ritrovo molto perché penso che la passione sia la prima cosa che un giovane deve seguire nelle proprie scelte. Grazie. Grazie, professor Bienati. Dottoressa Palumbo, i nostri studenti della scuola secondaria di primo grado, la ex terza media per intenderci, stanno in queste settimane pensando alla scelta del futuro, anche perché insomma, il nostro Ministero ha già dato delle scadenze ben precise per quanto riguarda poi le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado. Ecco, che tipo di
suggerimenti, che tipo di consigli, che tipo di accortezze devono avere questi studenti che si apprestano a fare una scelta importante, e soprattutto le loro famiglie, anche per evitare che in qualche modo, come dire, questa scelta consapevole venga in realtà influenzata da elementi che sono al di fuori di questo contesto e che sono magari elementi che appartengono più al mondo adulto. Sì, io penso che diciamo da un lato ci sono nel momento attuale degli svantaggi, questo a prescindere adesso dal momento Covid, ma diciamo in quest'epoca storica, perché c'è molta più incertezza. Però rispetto a molti anni fa, diciamo, quando ci siamo orientati noi, abbiamo la possibilità però di conoscere, di avere molti più dati su quelli che sono i trend e i megatrend del nostro mondo, diciamo così. Io voglio solo citare alcuni dati che secondo me sono molto eloquenti di Eurostat, che è l'istituto, sostanzialmente il servizio di statistica della Unione Europea, facendo un confronto tra i diplomati dell'istruzione terziaria dell'Italia e della Germania in campi, istruzione terziaria, lo dico perché magari chi ci ascolta intendiamo sostanzialmente chi ha un diploma postsecondario, può essere una laurea o altri percorsi che esistono. In Italia nel 2018, questi sono i dati che abbiamo disponibili più recenti, di 400.000 laureati sostanzialmente nel campo della Information and Communication Technology avevamo 5.100 laureati, cioè l'1,3% del complesso dei laureati. In Germania su 564.000 laureati nello stesso anno, i laureati in questo settore erano 27.500, cioè il 4,9%. Se guardiamo il campo del engineering, manufacturing e extraction, diciamo, usiamo queste terminologie europee, insomma, comunque il settore appunto delle professioni tecnologiche, ingegneristiche, manifatture, eccetera, vediamo che la Germania aveva 120.000 laureati, il 21,4%, in Italia 61.000 in questo settore, il 15,4%. Devo dire che anche se guardiamo il settore dell'education, dell'istruzione, vediamo che c'è un bel gap, perché la Germania aveva, non vi dico più i numeri assoluti, ma le percentuali, 11,2% di laureati in questo settore dell'education, l'Italia il 6,9%. Perché mi sono soffermata solo su questi campi? Perché sono quelli, secondo me, che devono richiedere una particolare attenzione anche nelle scelte della scuola superiore. Perché ovviamente queste scelte non è che sono scelte definitive, ecco, non vogliamo drammatizzare ed estremizzare le questioni, però sono scelte che già mettono un primo mattone, danno già un percorso ai ragazzi che poi può anche, come dire, proiettarsi nelle scelte successive del settore terziario. Allora, sul fatto che questi settori siano settori che richiederanno molti lavoratori nei prossimi anni, già adesso ne richiedono molti, anche quello dell'istruzione. Noi siamo per esempio in una regione che singolarmente ha una carenza spaventosa di insegnanti di scuola primaria. Se ne laureano pochi, c'è una questione di programmazione, ma non solo, insomma. Quindi, come vedete, ci sono dei settori che sicuramente meritano, anche a livello di scelte della scuola superiore, una particolare attenzione, perché possono essere comunque una premessa anche per il percorso poi terziario. Grazie, dottoressa Palumbo. Dottor Crosta, anche partendo dalla sua esperienza personale
e il percorso che poi lei ha fatto. Abbiamo questi nostri giovani studenti che stanno nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado. Quali possono essere, insomma, gli elementi utili per la scelta? Abbiamo parlato di passione, la dottoressa Palumbo ci ha dato dati importanti per la scelta e dal suo punto di vista quali altri elementi possono essere importanti per questo momento di passaggio? Ma ce ne sono molti altri, sì, penso alla mia esperienza è stato guidato un po' da alcune cose che sono già state dette dalla professoressa Bienati, che sono la passione e la curiosità. Mi piaceva scoprire mondi nuovi, anche occupandomi di numeri, e poi avevo un grande sogno che era quello di poter conoscere un giorno, come poi è avvenuto per il tipo di lavoro che faccio, le istituzioni europee. Quindi innanzitutto alla base ci deve essere una passione non soltanto per la scuola, ma che ci porti a cuore anche le persone che abbiamo davanti. Quindi questa è la prima sottolineatura. Poi ci sono alcuni aspetti concreti. Io partirei un po' a contrario, chiedo poi tanto Donadon di dare le parole su questa cosa. Immaginare oggi quali saranno le professioni tra 10 anni è molto difficile. Oggi è molto molto difficile, perché siamo di fronte ad un mondo che già lo era difficile prima. Questa crisi del Covid ci ha sicuramente sconvolto ancora di più rispetto a questo aspetto qui. Quindi la prima cosa che io metterei davanti è quella che la scuola deve imparare, insegnare un metodo. Quando dico che deve insegnare un metodo è perché è una vocazione che tutti noi dobbiamo avere, ragazzi ancora più di noi per l'orizzonte che hanno davanti, è quella della flessibilità. Questa è la prima competenza che metto davanti. So che non è una competenza semplice, ma la flessibilità è anche quella di comprendere la realtà che si ha davanti nel momento in cui questa si pone. Questa è la prima. Il secondo aspetto che io andrei a sottolineare è quello che ogni ragazzo, ogni ragazza deve avere davanti un'inclinazione. Per esempio, per me uno dei motivi molto utili per cui ho scelto di fare ragioneria era perché non c'era un'ora di disegno, io ero un caprone nel disegno, quindi non avrei potuto fare nessuna scuola che prevedesse il disegno. Quando dico le inclinazioni, quindi vuol dire ascoltarsi. Su questo aspetto qui magari, se ci sono anche dei genitori che ascoltano, non vorrei si urtassero per quello che dico, ma è anche essere autonomi nella scelta, non farsi influenzare da quello che la famiglia vorrebbe che si facesse. Questo non vuol dire che non è importante, non vuol dire che non ci deve essere un confronto, ma è l'ascoltarsi l'aspetto importante che io vedo. L'ultimo aspetto che io metto davanti è quello anche, in ogni caso, per quanto sia difficile immaginare il futuro, avere un minimo di idea su quello che si vuole andare a fare, anche se la mia esperienza poi racconta che quello che io sognavo di fare sono venuto a fare tutta un'altra cosa, non è che uno sempre il sogno finale lo coltiva, diciamo così. Però certamente se una persona sa già che ha davanti un'idea di non voler proseguire troppo con gli studi, un ragionamento sui percorsi tecnici e poi sul DPS, di quali dopo parleremo, potrebbe essere più semplice invece di una persona che vuole aprirsi ad orizzonti completamente diversi. E l'ultima cosa, sulla quale mi ritrovo su quello che diceva prima la professoressa Bienati, però la vorrei anche declinare in un'altra maniera. Se da un lato è importante sicuramente seguire l'inclinazione dello studio pensando è quello di amare anche il territorio dove vivete, perché abbiamo bisogno, come diceva la dottoressa Palumbo qualche istante fa, di tenere anche delle competenze sui nostri territori, quindi un po' di strabismo su questa cosa.
Grazie, dottor Crosta. Riccardo Donadon, come accompagnare gli studenti che stanno effettuando la scelta della scuola secondaria di secondo grado, quindi passano dalla scuola media, dall'ex scuola media alla scuola superiore? Quali domande devono porsi i ragazzi, secondo lei? Guarda, allora sono state dette secondo me già tante cose molto giuste, quindi io posso solo provare ad aggiungere qualcosa. Allora io credo che assolutamente farsi guidare dalla passione e dalla curiosità sia un tema molto rilevante. Cioè, è la fase dell'età in cui queste cose qui devono essere ancora libere e devono assolutamente emergere. Poi io aggiungerei sicuramente il sogno, cioè a quell'età lì devi sognare, devi lasciare correre la mente e immaginarti cose nuove, perché ci aspettiamo anche noi, che ormai siamo più avanti con gli anni, che nascano cose nuove e sono loro che possono portare cose nuove. Io quando ero a quell'età lì, onestamente qualche anno dopo, che ho cominciato a pormi un po' il tema di prendere delle scelte più importanti, mi sono fatto prendere moltissimo dall'ansia. Cioè io ancora oggi, adesso un po' meno perché comincio a essere più stanco, però tendenzialmente ho sempre avuto sempre tanta ansia di essere in ritardo rispetto a qualsiasi cosa, di arrivare sempre dopo che le cose accadevano. Quindi se loro individuano la loro passione, poi cercare di essere on time, essere presenti nella contemporaneità di quel momento diventa sicuramente un tema importante. Non è detto che si riesca, io posso dire che a parte una volta, che è quella che poi mi ha dato la possibilità di realizzare tutto il resto, sono quasi sempre arrivato in anticipo, quindi mi sono ritrovato in una situazione di difficoltà perché ero troppo avanti rispetto a quello che era il mercato, per cui soprattutto nel mio settore è molto complicato essere puntuali. Poi condivido quello che diceva Roberto sul tema della flessibilità, perché c'è un cambiamento epocale di fronte, probabilmente c'è sempre stato, però in questo momento la massificazione della tecnologia sta portando a un cambiamento di comportamenti che non è comune nella storia degli ultimi 50 anni. Il Covid sicuramente creerà un'ulteriore accelerazione di tante cose, però invece che usare la parola flessibilità, io userei la parola entrepreneurship, perché non è detto che tutti dobbiamo fare gli imprenditori, però se siamo imprenditori di noi stessi, e sicuramente tutti lo siamo stati nella nostra vita, abbiamo la possibilità di intercettare il cambiamento in modo molto più fluido, cioè capiamo le cose e facendo gli imprenditori di noi stessi riusciamo anche ad adeguarci alle cose. E qui onestamente parlo per la nostra regione, noi siamo tanto fortunati perché io se ho fatto quello che ho fatto l'ho fatto perché ho avuto il role model positivo di tantissime persone che hanno fatto impresa e quando ero piccolino mi ricordo che leggevo sui giornali la storia loro e mi veniva voglia di farlo anche a me e comunque ero circondato da persone che avevano fatto impresa. E questa cosa qui che noi diamo abbastanza per scontato in questo territorio non è così scontata in giro per il paese. Io ho fatto parte della task force che aveva voluto Passera nel 2012 per fare il nostro quadro normativo e quando ero giù a Roma mi sono reso conto che quello che io vedo come una cosa normale non è assolutamente normale che tanti ragazzi scoprano la possibilità di fare impresa all'università, mentre noi l'abbiamo scoperta probabilmente a casa perché qualcuno lo faceva o lo zio o un parente lo faceva. E questa cosa qui adeguata su un contesto più allargato, che sia anche solo una questione di entrepreneurship e di pensiero, è molto importante, è un asset che insegnano a scuola all'estero e che può essere veramente qualcosa di rilevante. Poi, riallacciandomi ai discorsi di Luisa e di Carmela, io credo che la parte umanistica e la parte di comprensione del cambiamento e la parte di trattenere il talento siano gli altri tre ingredienti importantissimi. Cioè,
la parte umanistica è quella che io credo che nella prossima evoluzione dei prossimi anni determinerà il vero salto, perché adesso la tecnologia può portare ancora tante cose, ma se non è human-centrica non avrà assolutamente l'impatto che punta ad avere nel cambiamento sociale. E quindi l'Italia, come tutta l'Europa, ma l'Italia in particolare, ci offre la possibilità di crescere in un contesto che è human-centrico per definizione, l'umanesimo c'è ovunque e deve essere tirato fuori. E poi, e questo c'è molto meno, e noi cerchiamo nel nostro piccolo di fare qualcosa, ci deve essere una grandissima capacità di lettura del cambiamento, perché il cambiamento è velocissimo e rapidissimo, e bisogna sapere interpretare questo cambiamento, perché tutte le scelte che i ragazzi dovranno fare verso la fine saranno determinate dalla loro capacità di lettura del cambiamento. E quello che io spero è che riusciamo a trattenere più talento possibile qui da noi, perché qui è proprio la sfida del territorio, riuscire a essere attrattivo per il talento, attrarne dall'estero, e quindi fare in modo che ci siano tante Luise che vengano dall'estero verso il nostro territorio, fare in modo che i nostri non se ne vadano, perché sennò facciamo un investimento clamoroso per farli crescere bene e poi scappano via tutti. Grazie Riccardo, hai posto temi importanti nei percorsi di scelta, perché sono temi fondamentali questi che sono stati posti. Adesso vi chiederei di spostarvi verso gli studenti che stanno invece concludendo, so che in ascolto ce ne sono molti che stanno concludendo la scuola secondaria di secondo grado e che si apprestano a fare la loro scelta, diciamo così, di vita, il loro progetto di vita. Questa è decisamente una scelta impegnativa, che impone chiaramente a ciascuno di loro di conoscere innanzitutto se stesso, ma anche di conoscere il mondo che li circonda. E allora vi chiedo, per intraprendere oggi un percorso di studi universitari, quali dati deve aver presente uno studente che sta concludendo la scuola secondaria superiore? Cioè a che cosa deve fare riferimento per una scelta consapevole? So che alcune cose sono state dette, però probabilmente la passione può essere anche in qualche modo orientata. Partirei dalla professoressa Bienati, che credo che questo sia forse anche il suo proprio ambito selettivo. Grazie. Grazie, dottor Gaudio. Allora, sì, allora questa domanda mi riporta ancora al momento che citavo prima, cioè quando prima ho detto che ho avuto una intuizione, no, sulla scelta universitaria. Quando sono arrivata a Venezia, in segreteria studenti mi hanno messo in mano un libretto, la guida dello studente, che riportava i corsi della mia facoltà di lingue. Non avevamo altre possibilità di informazione. Oggi invece i ragazzi hanno possibilità infinite, non solo perché in autonomia voi ragazzi potete avere molte informazioni attraverso il web, ma perché gli atenei offrono molte possibilità per orientare le vostre scelte. Penso però che le informazioni non bastino, anzi che possano essere disorientanti quando sono troppe. E infatti i nostri uffici orientamento offrono non solo informazioni, ma soprattutto esperienze. Quindi cito solo a titolo esemplificativo quello che conosco, quello che è stato fatto nel mio ateneo in questi anni, dei progetti appunto di orientamento che purtroppo in quest'ultimo anno sono diventati solo virtuali, ma non per questo meno efficaci. Ad esempio il progetto Ca' Foscari incontra le scuole. Sono incontri organizzati in collaborazione con gli istituti superiori, cioè gli istituti superiori interessati possono scegliere tra le diverse attività proposte e realizzare un'iniziativa personalizzata in base alle richieste e agli interessi degli studenti. Oppure Raccontami Ca' Foscari, questo è uno sportello che è diventato virtuale, con orientatori e tutor che sono degli studenti senior, degli studenti più grandi, che hanno già fatto queste esperienze, che raccontano cosa significa essere uno studente universitario. Poi il progetto Pronti Partenza Test, che è un ciclo di appuntamento per prepararsi al test di ammissione per i nostri corsi di laurea triennale ad accesso programmato. E poi un bellissimo programma che purtroppo il Covid ha dovuto trasformare anche questo in un'esperienza online, che è la settimana estiva di orientamento.
un'iniziativa veramente interessante che consentiva e che consente ai migliori studenti delle scuole provenienti da tutte le regioni d'Italia di trascorrere una settimana a Venezia e non solo di conoscere, di vivere gli spazi dell'università e della città, ma anche conoscere le varie discipline con lezioni o laboratori dedicati. È stata fatta anche quest'anno e sarà fatta anche nel 21, ovviamente con maggiori difficoltà, ma con l'idea appunto di dare un'anteprima della vita universitaria. Quindi partecipare a momenti di riflessione guidata per imparare come vivere e affrontare in maniera consapevole la scelta del percorso universitario. Venerdì 27 a questi incontri parteciperà la nostra delegata all'orientamento, la professoressa Francesca Ror, che parlerà dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, perché anche questi sono percorsi rivolti agli studenti delle scuole superiori che forniscono gli strumenti e le conoscenze necessarie per avvicinarsi alle professioni più richieste dal mercato del lavoro. Questi sono solo alcuni esempi, ci sono anche molte altre attività, ma li faccio per due ragioni. Intanto per farvi sapere che esistono molte iniziative, e questo in tutti gli atenei, per l'orientamento, ma anche sottolineare come tutte queste puntino non solo su un'informazione consapevole, cioè non è più appunto la guida cartacea dello studente con il piano di studi, ma vi danno la possibilità di farvi vivere un'esperienza. E questo secondo me è fondamentale nella scelta. Un'esperienza che può essere personale, di incontro con persone che vi aiutano ad orientarvi, un'esperienza che può essere in molti delle iniziative che vi ho citato, fatta con studenti che si trovano nella vostra stessa situazione, con la possibilità di conoscere da vicino, dall'interno, anche le lezioni e i corsi universitari, cosa che certamente vi può aiutare nell'orientamento e nella scelta. Io vorrei fare una piccola aggiunta in merito alla questione trattata prima sul passaggio anche dalla terza media alle scuole superiori. Noi abbiamo, ovviamente dalla mia percezione, no? Io vi dicevo, ho fatto il liceo classico, ma tanti miei compagni sono arrivati e hanno fatto la mia stessa strada da altre scuole, anche da scuole tecniche, da scuole professionali. Forse anche per il tipo di materia che insomma, consente praticamente di partire da zero, no? Anche se poi ci vuole ovviamente molto impegno. Quindi non sono necessarie, come anche per altri corsi di studio, delle conoscenze pregresse. Però ecco, questa idea che la scelta delle scuole superiori sia una scelta in qualche modo definitiva non mi ci ritrovo, no, è una scelta in cui non mi ritrovo, no? Noi abbiamo avuto studenti bravissimi provenienti dalle scuole tecniche o ricordo anche un caso in particolare da una scuola professionale. Per cui questo, perché da un lato si dice sì, è bene che lo studente abbia un quadro più ampio rispetto alla scelta della scuola superiore, no? Che pensi anche al dopo, a cosa vuole diventare, a cosa vuole fare. Però è anche vero che non deve essere, secondo me, considerata limitante o definitiva una scelta di un liceo piuttosto che una scelta vocazionale come il liceo artistico oppure delle scuole per la formazione oppure le scuole professionali. E quindi in questo devo dire io mi sentirei di invitare i ragazzi a scegliere questo anche con molta libertà. Un'altra osservazione che volevo fare è un'osservazione di genere, se questa me la consente come donna.
Nelle nostre facoltà scientifiche c'è comincia ad esserci in alcuni corsi comincia ad esserci un equilibrio di genere, soprattutto in chimica e in scienze ambientali, ma in ingegneria e in informatica la presenza femminile è ridotta veramente ai minimi termini. E anche sulla base di quello che abbiamo sentito prima dal dottor Donadon, credo che, cioè, non me la spiego questa cosa, cioè non so perché le ragazze non facciano informatica, ecco. Quindi questo è un invito anche a considerare queste strade che sono anche facilitate, ci sono borse di studio addirittura riservate solo alle ragazze per intraprendere questi percorsi scientifici. Grazie. Grazie, professor Bienati. Giustamente il tema che pone, anche il tema di genere, è importante, anche perché poi insomma, anche le verifiche che vengono fatte rispetto alle competenze maturate in realtà poi non, al termine del ciclo della scuola secondaria superiore non vedono delle differenze significative rispetto al genere, quindi insomma non si capisce poi come mai certe scelte abbiano, come dire, una prevalenza maschile e altre una prevalenza femminile. Chiedo alla dottoressa Palumbo, adesso invece abbiamo i nostri studenti della scuola secondaria di secondo grado che si stanno orientando verso la scelta per il futuro. Da una parte sono presi dalla preoccupazione per l'esame di Stato, ma lì non possiamo dire nulla al momento, e dall'altra poi c'è invece il tema della scelta, anche perché poi nel corso dell'anno scolastico inizieranno i test di ingresso all'università. E allora ripartiamo dal paradigma: conosci te stesso e il mondo che ti circonda, e quali dati devono aver presenti questi studenti per intraprendere sempre una scelta consapevole? Allora, posso un po' disubbidire e non rispondere a questa domanda, invece occuparmi anch'io un attimo dei ragazzini che dal primo ciclo si affacciano alla scuola secondaria, perché secondo me nel complesso degli interventi che abbiamo fatto prima abbiamo detto cose molto importanti, concetti di fondo. Io però vorrei in modo un po' pragmatico dare anche alcune linee pratiche nella scelta di questa benedetta scuola superiore. Bisogna farsi alcune domande quando si sceglie la scuola superiore. Provo a elencarle telegraficamente e lo dico anche per i genitori, ma soprattutto per gli studenti che sono presenti. Non solo quindi andare a vedere quali sono le discipline che stanno nel percorso di studi e quanto e che interesse io posso avere verso queste discipline, soprattutto quelle di indirizzo. Ma anche io consiglierei di anche cercare di capire come sono insegnate queste discipline. Negli open day delle scuole si può capire abbastanza, adesso ovviamente gli open day li dobbiamo fare tutti online, però è importante capire se nell'insegnamento delle discipline c'è comunque un approccio, vorrei dire, laboratoriale e creativo. Guardate, anche le discipline più tradizionali possono avere delle metodologie di insegnamento che sono di tipo laboratoriale. Penso in particolare alla matematica e penso anche all'italiano. C'è modo di insegnare queste discipline con approccio laboratoriale, quindi bisogna fare delle domande anche su questo. Poi se si è orientati su un percorso tecnico e professionale, è importante capire veramente come sono i laboratori, quindi non parlo solo di approccio laboratoriale. Ci sono i laboratori, come sono? Sono nuovi, sono innovativi, vengono effettivamente impiegati nell'attività didattica quotidiana della scuola. Queste sono le cose che bisogna guardare. Poi un'altra cosa fondamentale, secondo me, è cercare di capire come vengono insegnate cioè se la scuola cura bene le cosiddette competenze di base, l'italiano e la matematica. Questo serve anche per quella famosa reversibilità delle scelte. Sono molto d'accordo con Luisa Bienati. La scelta della scuola superiore è importante, ma non c'è nulla di definitivo. Però
si è facilitati nel riorientarsi e nel fare scelte diciamo divergenti rispetto al percorso di scuola superiore se si ha un buon bagaglio di competenze di base. Allora magari lì andare a vedere anche un po' gli esiti delle prove invalsi di quella scuola. Come ha curato l'italiano e la matematica, andate a vedervi quali sono gli esiti degli studenti. Poi l'altra cosa importante, i percorsi per le competenze trasversali, preferisco chiamarla ancora alternanza scuola-lavoro. Si fanno, come si fanno questi percorsi? La scuola cosa propone agli studenti, soprattutto a quelli degli istituti tecnici e professionali, quindi farsi spiegare come viene curata l'alternanza scuola-lavoro. Magari cercare di capire, se si tratta di un istituto professionale in particolare, se sono anche indirizzati alcuni studenti ai percorsi di apprendistato, quindi anche questo è importante, se l'ultimo anno, gli ultimi 2 anni sono orientati verso percorsi di apprendistato. Poi l'altra cosa importantissima, lo studio delle lingue straniere o della lingua straniera se il percorso prevede solo l'inglese. E se questo si collega anche con la promozione di percorsi di mobilità degli studenti e degli insegnanti. Sono aspetti importanti che fanno la differenza tra una scuola e l'altra. Quindi sono fattori che secondo me un genitore e anche uno studente di terza media deve andare a guardare quando sceglie la scuola superiore. Mi scuso se ho disubbidito un po', ma credo che forse diciamo, alcuni consigli un po' pratici andavano dati anche ai nostri ragazzi. Grazie dottoressa Palumbo, assolutamente ce n'è bisogno sempre perché insomma è un momento molto difficile, i 14 anni chiaramente sono 14 anni, quindi insomma come dire, la scelta è autonoma ma vanno accompagnati nella scelta autonoma e qui il ruolo genitoriale è fondamentale. Dottor Crosta, mentre invece torno a lei e vorrei che magari riuscissimo anche così ad affrontare un pochino il percorso degli ITS. Stiamo parlando di scelta della scuola al termine della scuola secondaria di secondo grado, quindi scelta universitaria, ma non solo. Ecco, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, quali sono gli elementi importanti per questa scelta e a che cosa devono puntare poi i ragazzi in termini proprio di sviluppo delle competenze per il loro progetto di vita? Perché chiaramente a 19 anni si stanno pensando seriamente al loro progetto di vita. Certamente sì, a 19 anni ormai si è orientati, anche se poi devo dire che ho visto anche casi di persone che anche dopo l'università hanno cambiato completamente il loro progetto di vita, quindi per fortuna, dico io, c'è sempre lo spazio per trovare, per poter cambiare le proprie scelte e cercare un percorso di realizzazione. Noi intendiamo molto come sistema delle camere di commercio sui percorsi di BTS. Stiamo sponsorizzando moltissimo. Stiamo sponsorizzando moltissimo, cercando anche una collaborazione con l'università da un lato e introduco un'altra parola spiegandola subito con il Competence Center. Noi abbiamo a Padova la sede, uno dei 6 Competence Center nazionali, sono questi centri di innovazione che sono stati pensati qualche anno fa, che raccoglie e aiutare tutte le università del Trivento e raccoglie anche a fianco un po' tutto il sistema delle professioni e delle camere di commercio del Trivento. L'orientamento del DTS è un orientamento che se uno studente decide di toglierlo, i dati che ci sono in mano sono ad oggi molto importanti, nel senso che le assunzioni viaggiavano, uso il salto perché poi dovremo vedere cosa succederà nel futuro, viaggiavano intorno al 90-95% dopo questi percorsi professionalizzati. In particolare, qui trovo molto una cosa che è già stata detta nel settore della meccanica e della meccatronica. Quindi il tema che noi vorremmo lanciare
è anche quello di iniziare a pensare a delle professioni che possano essere non soltanto le soft skills, che quelle sono necessarie, cioè, credo che secondo oggi noi abbiamo dei dati acquisiti quando uno arriva al termine degli superiori, che sono quello che diceva qualche istante fa la professoressa Pantalungo, che sono il tema italiano della matematica, qui io mi permetterei di aggiungere l'inglese, cioè l'inglese ormai è un prerequisito, non è più un plus conoscere l'inglese, ma è un prerequisito. La scelta della scuola secondaria aggiungerei anche il tema delle lingue, perché questo è un tema che c'è assolutamente. L'altro tema che ormai inizia ad essere sempre più un prerequisito sono le competenze trasversali, le soft skills, cioè la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di riconoscere queste cose qui. A questo punto qui la formazione universitaria da un lato, la formazione di DTS dovrebbe puntare molto sulle competenze specialistiche che dobbiamo poi avere anche l'unità di riconoscere, non vengono completate completamente nel percorso universitario, perché poi quando si arriva in azienda è sempre necessario, io lo chiamo un periodo di apprendistato, però sicuramente aiuta molto un percorso costruito bene. Perché la scelta degli ITS, per chi decide di entrare soprattutto sulla parte specialistica, può essere importante assieme alle già ricordate ingegneria o le facoltà tecniche? Perché l'ITS il grosso vantaggio è che sia direttamente a collegamento con le imprese. Questo è uno sforzo che il sistema delle Camere stiamo facendo, che noto sta facendo molto anche l'università, nel senso che l'università in questi anni, quando parlo dell'università intendo tutte le università del Veneto. Io conosco di più Venezia e Padova perché anno fa ero segretario della Camera di Venezia, conosco meno Verona, però vedo anche Verona che forse lo sta facendo, però c'è un avvicinamento al mondo delle imprese e del territorio che è fondamentale. Quindi l'importanza anche delle competenze tecniche, secondo me, va sottolineata soprattutto nel percorso universitario. Grazie, dottor Crosta. Torno a Riccardo Donadon e anche a lui una riflessione su questo momento della scelta nel passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado all'università. Ecco, che cosa devono tener conto, devono pensare i ragazzi quando pensano alla scelta futura e al loro progetto di vita? Ma allora sicuramente riprendo quel discorso che facevo prima, devono ragionare su quello che è il mondo adesso. Allora, tutte le cose che sono state dette sono chiaramente giustissime, cioè oggi la formazione deve essere assolutamente, se possibile, in lingua inglese, perché comunque è il minimo per affrontare un mercato globale. Se si sa un'altra lingua sicuramente è molto importante. Noi qua nel nostro piccolo stiamo cercando di stressare adesso le lingue orientali, il cinese, perché comunque crediamo che possa essere un qualcosa che può dare ai ragazzi un'opportunità in più sul mercato un domani. Però se uno ha una passione che lo porta, non so, al mondo della montagna, al mondo di quello che può essere lo sport, tutte queste cose qui, sicuramente le riflessioni verso la Germania, verso questi paesi che abbiamo in Europa dove il tedesco è importante, è sicuramente un'altra scelta assolutamente azzeccata. Poi sicuramente oggi è fondamentale mettere dentro il digital su tutto quello che può essere un percorso di studi, perché la competenza su questi temi verrà data per scontata, cioè non è possibile uscire con competenze non sufficienti su questo argomento. E questo qui non è assolutamente un tema che va guardato
dai ragazzi in una logica gender, cioè non c'è un tema questo è per i ragazzi e questo non è per le ragazze. Cioè io porto l'esempio nostro di Farm, su 640 dipendenti ci sono 340 ragazze, cioè è più forte la componente femminile qui da noi oggi in seno all'azienda, quindi sicuramente non è più pensabile che i ragazzi possano leggere un prodotto formativo che includa quello che riguarda il digital come un qualcosa che possa essere pensato per una platea più maschile. Cioè sono d'accordo con quello che diceva prima la dottoressa Abianati, quello è un mito da sfatare nei confronti dei giovani, cioè dovete guardare questo prodotto come un prodotto che vi apre a tutto e francamente io lo vedo anche sul nostro corso che abbiamo qui proprio con Ca' Foscari in digital management, c'è un equilibrio sostanziale, non è che ci siano più ragazzi e meno ragazze, è assolutamente paritetico il numero. La componente digital poi non va intesa solo come la capacità di fare computer coding o cose del genere, ma va proprio intesa come la competenza di sapere interpretare questi nuovi modelli di business, perché oggi ce lo stanno insegnando loro, ce lo stanno insegnando i ragazzi, la proprietà ha meno importanza, ha molto più importanza lo sharing delle cose, la condivisione dei prodotti, che sono tutte cose che abbiamo imparato e che socialmente abbiamo progressivamente adottato proprio grazie a questi strumenti digitali che ci hanno abituato a sharare, a condividere, a non trattenere più le cose ma a noleggiarle, a prenderle a servizio, as a service. Cioè, se uno fa una lettura di quello che è il tema dell'information technology, intravede gli scenari che si andranno ad affermare abbastanza in anticipo, perché le aziende della tecnologia tendenzialmente si adeguano immediatamente a questi cambiamenti perché hanno una forza lavoro tendenzialmente molto giovane che è la prima a implementare queste cose. Quindi è molto importante che nella lettura si consideri il digital centrale, che poi siano lingue orientali o che sia un percorso professionale tecnico per imparare un qualcosa, sicuramente comunque il digital deve farne parte. Io stamattina parlavo con una bellissima azienda di grande distribuzione che produce e distribuisce delle biciclette fondamentalmente e loro oggi hanno dei numeri pazzeschi sulle biciclette elettriche, c'è un boom totale su questo tipo di prodotto, però presuppone delle competenze su quel prodotto che sono differenti da quelle di prima, sia nel modello di erogazione del servizio, che molte volte è in rent, è in affitto, e quindi bisogna inventarsi modelli nuovi per vendere questo prodotto, sia in temi di manutenzione di questi prodotti, che oggi non richiedono semplicemente la competenza di cambiare una catena, cioè ci sono competenze tecniche perché c'è una batteria, c'è un prodotto che si connette alla rete, ci sono tante cose. Io e chiudo, vorrei essere di nuovo giovane perché c'è una valanga di cose da fare, c'è una straordinaria gamma di opportunità per i giovani oggi di trovare delle cose appassionanti e rispetto al passato che vedeva spesso chi si metteva a fare delle cose in difficoltà perché erano troppo complicate le cose importanti, perché bisognava fare tutto da zero. Oggi quello che ci ha insegnato sempre il mondo della tecnologia è che è tutto fatto a building blocks, cioè sono tanti pezzettini come un Lego, per cui alla fine un ragazzo può dire io mi specializzo a fare quel pezzettino lì che si connette a altri 10 pezzettini che mi ha messo a disposizione la Google piuttosto che l'azienda Y che fa quelle cose lì e aggiungendo il mio pezzettino gli faccio fare una cosa in più a quell'azienda. Questa cosa qui è straordinaria, una volta erano tutte scatole chiuse che impedivano di connettere i puntini. Oggi è tutto un puntino da connettere, quindi
rinnovo l'invito a lasciarsi andare sulle proprie passioni, però con uno spirito di collaborazione fortissimo, cioè unendo i puntini, perché è più difficile essere solisti in questo mondo di quello che è stato in passato, bisogna ragionare a network. Grazie, e quest'ultimo intervento di Riccardo Donadon mi dà il là per introdurre l'ultima parte della nostra tavola rotonda, quella sulla trasformazione del mondo del lavoro e sulla trasformazione anche della nostra società. Io, se mi permettete, volevo leggervi un passo di Pietro Ichino, L'intelligenza del lavoro, e poi volevo commentarlo insieme a voi. Può sembrare assurdo, al culmine della recessione più grave del secolo, parlare di giacimenti occupazionali inutilizzati. Invece, proprio di questo si tratta. Per uscire dalla grande crisi è urgente dotare il nostro Paese di servizi di orientamento professionale e di formazione che rendano i lavoratori capaci di rispondere alla fame di personale qualificato e specializzato di cui soffrono le imprese. Perché tutto ciò accada occorre una nuova intelligenza, una capacità che i lavoratori devono sapere esercitare sul piano individuale, ma anche su quello collettivo, per conoscere e capire il mercato del lavoro in tutti i suoi meccanismi, in modo da poterlo utilizzare efficacemente a proprio vantaggio. E allora vi chiedo, quali competenze imprescindibili devono avere i giovani che si affacciano oggi in questo mondo del lavoro, nell'era dell'intelligenza artificiale, dell'automazione e della globalizzazione? Un po' alcuni concetti Riccardo Donadon li ha già anticipati. Chiederei alla professoressa Bienati un intervento, anche come chi è, come dire, si sta interrogando l'università su questo aspetto. Sì, la ringrazio. Alcune cose sono già state messe in evidenza, ma adesso io vorrei riportarle in quello che è proprio l'ambito dei corsi universitari per poi appunto passare a quello del mondo del lavoro. I corsi sono molto cambiati, vengono incontro a quelle esigenze che sono state evidenziate anche dai colleghi che hanno parlato prima. Sono diventati molto più interdisciplinari e internazionali. Quindi il richiamo che faceva prima anche la dottoressa Palumbo e poi anche Riccardo Donadon e Roberto Crosta, l'importanza delle lingue, l'inglese soprattutto, perché tanti dei corsi che noi offriamo, anche il triennio, sono corsi completamente in inglese e sono corsi interdisciplinari. Vi faccio qualche esempio di corsi che sono stati attivati negli ultimi anni. C'è ad esempio una laurea triennale in Philosophy International and Economic Studies. Questo è un corso che coniuga filosofia, politica internazionale e economia. Oppure Digital Management, che ha citato prima il dottor Donadon. Già il titolo, dal titolo capite come vengono associate le competenze informatiche e quelle manageriali. Oppure nelle lauree magistrali abbiamo attivato un corso di Digital Humanities. Prima qualcuno richiamava il fatto che appunto anche le materie umanistiche devono essere al centro, ma appunto coniugando queste materie con la tecnologia più avanzata. E poi un altro esempio, sempre di una laurea magistrale in Environmental Humanities, ancora discipline umanistiche ma accostate agli studi ambientali, quindi per formare esperti delle interazioni tra uomo e ambiente, educatori ambientali, consulenti ambientali. Questi sono solo alcuni esempi, ma cosa voglio dire con questi esempi? Che hanno una caratteristica di essere appunto corsi internazionali che sono il frutto di un intreccio di saperi. Quindi attraverso questo intreccio di saperi si formano appunto nuove competenze e nuove professionalità. Quali sono le conoscenze imprescindibili per tutti i corsi di studio? Sicuramente le lingue e l'informatica, ma poi tutte quelle opportunità che prima sono state anche richiamate, quei mattoncini anche di cui parlava prima Donadon, noi le chiamiamo microcredenziali, sono piccole attività che danno competenze in ambito diverso rispetto al proprio percorso di studi
e in questo momento il Ministero sta cercando di definirle e di certificarle con un tipo di certificazione europea riconosciuta. Questo cosa implica? Che accanto al titolo di studio classico si affiancano nuove competenze, appunto certificate, da spendere nel mondo del lavoro. Questo certamente è un valore aggiunto, uno strumento prezioso che gli studenti devono valutare nelle loro scelte. Quindi un richiamo appunto sia all'intreccio dei saperi, all'interdisciplinarietà, ma anche, come diceva prima il collega, alle soft skills e a tutte quelle opportunità che oggi le università offrono e che certamente avvicinano i giovani al mondo del lavoro. E anche qualora uno scegliesse, non so, un corso umanistico, ha la possibilità attraverso questi strumenti di approfondire magari appunto l'informatica o alcuni aspetti dell'economia, insomma di crearsi dei piccoli mattoncini che poi possono certamente essere utili nella costruzione del proprio profilo professionale. Grazie. Grazie, professoressa Bienati. Dottoressa Palumbo, i giovani e il lavoro. Sì, allora quali sono le competenze, diciamo, che bisogna portarsi dietro? Ma sicuramente le competenze di base, quelle che potremmo definire numeracy, literacy, ci devono essere, perché voi immaginate un tecnico che non si sa esprimere o che magari mentre si esprime fa degli strafalcioni, succede spesso di linguistici, purtroppo di sentirlo, oppure immaginate comunque una persona che lavora in campo, chiamiamolo genericamente umanistico, e che non ha delle proprie competenze di base anche di carattere matematico. Anche questo diciamo, è grave. Quindi credo che la scuola superiore debba comunque svolgere sempre questo compito, forse abbastanza tradizionale, ma ci sta, ecco, di curare bene queste competenze che sono un bagaglio che ci si porta dietro sempre. Poi l'altra cosa, lo ha detto già bene Luisa Bienati, curare la competenza linguistica, almeno in inglese, è stato detto anche prima, possibilmente acquisendo anche certificazioni linguistiche. La certificazione linguistica intanto per quanto riguarda l'inglese, secondo il quadro comune europeo delle lingue, ma anche altre certificazioni in corso, anche in corso di studio della scuola superiore. Queste sono cose che possono effettivamente fare la differenza. E poi secondo me è importante, qualsiasi strada si scelga, qualsiasi percorso si scelga, cercare di farlo bene, con un buon profitto, con buoni risultati. Io dico sempre che tra un percorso di liceo scientifico stentato, magari portandosi dietro sempre il debito in matematica, e un percorso di un istituto tecnico pienamente di successo, quindi con buon profitto in tutte le discipline, forse è preferibile il secondo. Quindi bisogna scegliere secondo proprio le proprie inclinazioni e anche le proprie passioni. Poi molto spesso le due cose vanno assieme, cioè quello che ci appassiona è anche quello che riusciamo a fare meglio, quindi forse tanti sofismi su questo possiamo anche evitarli. Ecco, questo. Grazie. Dottor Crosta, allora, abbiamo parlato di era dell'intelligenza artificiale, dell'automazione e della globalizzazione. E allora che cosa si aspetta il mondo del lavoro da questi giovani? Quali competenze si aspetta, si attende? Molto hanno già detto Luisa Bienati, per me la aggiungerei prima Riccardo Donadon quando ha fatto la sottolineatura importante sul tema della digitalizzazione, quindi credo che quello sia un punto di partenza. Io ne aggiungerei altre due che magari non sono particolarmente tecniche ma sono importanti. Una è la voglia di imparare sempre qualcosa di nuovo.
secondo me la scuola deve anche essere un luogo dove ha ragione la dottoressa Palumbo quando dice le inclinazioni, però la scuola per me è anche un luogo dove si deve imparare a far bene anche le cose che ci piacciono meno. Se io penso alla mia esperienza di lavoro, lo dico spesso ai miei collaboratori, non è che tutto il lavoro che faccio mi piace proprio così tanto, però ci sono delle parti che devo fare, le devo fare bene, le devo fare con la stessa passione delle parti che mi piacciono. Quindi la capacità di imparare a imparare il cambiamento e la capacità di imparare a fare anche le cose che ci piacciono meno, per me è una competenza molto importante. Io la sento come una competenza molto importante. E poi si traduce sicuramente nel comprendere che in ogni caso quello che stiamo facendo è in questo momento l'opera che ci permette di realizzarsi, sulla quale poi possiamo camminare diversamente, fare anche degli affondi diversi, ma si parte da lì. E la seconda cosa che il libro già affrontato un po' prima, ma è fondamentale, è la capacità di lavorare in gruppo. E sarà sempre più importante questa capacità qui, perché se è vero che le macchine potranno fare tante cose, è altrettanto vero che sono le ricerche di gruppo che aiuteranno molti percorsi. Lo stiamo vedendo un po' anche su questa esperienza del Covid, cioè non è che non c'è stato una persona che ha risolto un problema, sono delle equip che uniscono le intelligenze, sono delle persone che si mettono assieme e decidono di confrontarsi. Quindi questa capacità del lavoro di gruppo è fondamentale. La terza cosa, la dicevo e la ribadisco adesso, è anche una grandissima capacità al cambiamento, dove per capacità al cambiamento intendo dire, ritorno a quello che ho detto prima, una competenza di metodo, cioè imparare un metodo di studio mi può permettere domani di approfondire anche materie che nel mio curriculum di studio non ho approfondito del tutto, ma posso imparare a conoscere meglio, ad avere gli strumenti per poterlo fare. Chiudo con un aneddoto. Io ho una formazione economica, ho una formazione ragionieristica, ad un certo punto nel 2010 mi sono trovato a fare il direttore di un'azienda speciale che si occupa di ricerca sperimentale sul vetro. Quando sono arrivato lì, il primo giorno mi sono messo a piangere letteralmente, perché loro mi parlavano di termini tecnici, non ci capivo assolutamente niente. Poi però ho capito che il metodo che avevo affinato nel tempo, pazienza, ascoltare le persone, imparare, non sono diventato come loro perché non potrò mai essere un ingegnere o un chimico, però almeno quando parlavo ho capito che a un certo punto avevamo la stessa cassetta degli attrezzi. Per me è stato un grosso successo. Questo per dire che l'apprendimento non finisce mai, ecco, questo volevo dire ai ragazzi, non è che il percorso di studi si finisce, ma l'apprendimento, se una persona ha voglia di fare e di ingegnarsi, non finisce mai. Grazie, dottor Costa, anche per insomma, questo momento personale. Riccardo Donadon, l'imprenditore che sceglie i suoi collaboratori, cosa cerca nei suoi collaboratori? Di quali attrezzi ha bisogno? Ma allora, sicuramente la condivisione del sogno, che sta alla base di quello che è il modello dell'impresa, quindi sicuramente bisogna avere un obiettivo che viene condiviso e poi una grande capacità di collaborare, cioè la collaborazione è sicuramente la grande parola di questo inizio secolo, cioè come dicevo prima i fuoriclasse, i Cristiano Ronaldo sono molto importanti per uno spunto di breve durata, poi dopo le cose in realtà si costruiscono nella perseveranza, nella costanza, nel sacrificio, nel saper fare le cose. Quindi umiltà
sicuramente è un'altra cosa molto importante, capacità di sacrificio, la resilienza, come si dice adesso con questa parola che è diventata molto importante, sono sicuramente tutte caratteristiche che compongono una bella squadra. Collaborare è quella che mette tutto insieme, cioè la capacità di far lavorare le persone assieme. Se vuoi uno spunto, aggiungendo a tutte le cose giustissime che sono state dette, ulteriore nella visione di quello che potrebbe essere il futuro del lavoro domani, può essere che per come la leggo io, oggi vedremo sempre di più emergere un modello lavorativo che è abbastanza simile alla produzione di un film, per come posso renderlo semplice. Cioè, quando fanno un film si aggrega attorno a un progetto un nucleo di persone di talento che espletano un prodotto e in 2 o 3 anni ti producono una cosa. Oggi per me un film poi è un qualcosa che è molto tecnologico, perché sempre di più le grandi produzioni usano l'effetto speciale, la tecnologia per abbattere i costi, e quindi ci sono migliaia di persone che lavorano dietro una produzione. Secondo me, per quello che vedo io sulle nuove generazioni a cui abbiamo dato dei valori etici molto forti e a cui stiamo dicendo che tante cose si fanno solo se migliorano il mondo, ci sarà sempre di più la tendenza ad aggregarsi con altre persone per collaborare assieme per risolvere una sfida. Quindi, se vuoi, lascio una porta aperta all'ultima scelta prima della scuola, prima dell'università, nel loro futuro. Nel senso che se un domani la loro passione li porta su altri temi, secondo me troveranno un mondo che è sempre più preparato ad aggregare talento per fare un progetto, poi mollare quel progetto e fare un altro progetto. Cioè non ci sarà più il concetto che io faccio una scelta per tutta la vita, perché non c'è più quel mercato lì. È tutto talmente in evoluzione che anche se oggi decido di fare una cosa, non è detto che quella cosa che io ho deciso che era la migliore la ritroverò tra 15 anni, perché come ha detto bene Roberto a un certo punto, tra 15 anni chi lo sa cosa c'è. La banca era l'oggetto più stabile del mondo, oggi è l'oggetto più difficile del mondo per le sfide che ha di fronte. Quindi tante opportunità e tante sfide da cogliere. Grazie per queste riflessioni perché sono importanti. Cambio un attimo l'ordine alla fine, vi chiedo scusa, ma chiedo a Roberto Crosta, e le aziende come si stanno preparando per il futuro? Cosa stanno progettando per il futuro? E quindi come si trasformerà il mondo del lavoro nel futuro? L'imprenditore è un artista, quindi sa sempre trovare la chiave di vita rispetto al futuro. Quindi le imprese si stanno preparando ad un momento storico molto, molto complicato, ma con la consapevolezza di potersela fare. Sta nel DNA dell'imprenditore che si la farà sempre, in ogni caso. Si stanno preparando con un'ansia nel breve periodo di quello che sta accadendo attorno a noi, perché è un momento storico molto complicato, ma anche con certezza che questo momento verrà superato e che quindi ci sarà sempre una capacità di innovazione e quant'altro. Nel mondo del lavoro chiedono un po' le cose che ci stiamo dicendo. Lo chiedono anche al mondo della scuola, una maggiore attenzione tra i percorsi scolastici e i percorsi professionali. Per cui io vorrei chiudere questo mio breve intervento con un messaggio anche di fiducia, nel senso che voler bene al territorio che dicevo prima, ci sta il fatto che noi abbiamo visto che tantissime imprese, per esempio, che nel passato avevano delle localizzato, poi sono tornate su questi territori, perché hanno capito che ci sono delle competenze molto forti. Sicuramente ci dovrà essere un ripensamento di modelli, questo è poco ma sicuro. Penso al turismo, sicuramente il modello che abbiamo vissuto fino a dicembre dell'anno scorso sul turismo, il nostro Veneto, perché mi rendo conto che
Quest'anno non abbiamo ancora i dati, ma sappiamo non saranno i 70 milioni di presenze che abbiamo avuto nel 2019, questo è poco ma sicuro. Però io credo che da ogni crisi nasce un'opportunità, quindi il pensamento anche l'utilizzo, la qualificazione di minori, perché l'industria ha tante innovazioni. Cioè io vedo che le imprese si stanno orientando di più su due aspetti. L'innovazione da un lato, un altro fattore che nelle nostre terre è importantissimo, che è quello delle esportazioni. Cioè noi siamo una terra di esportazione. Quindi io sono molto fiducioso che gli imprenditori sappiano leggere il futuro, chiedono le cose che ci siamo detti oggi. Sicuramente poi ci sarà un processo che chiamo di educazione, nel senso che il processo di educazione ci sta che nel lavoro del futuro, quale lavoro ci sarà sempre un gap tra quello che esce dalla formazione e quello che viene dall'impresa. Però sarà un gap che si azzererà sempre più velocemente, perché i tempi di risposta saranno sempre più veloci. E ci sta il fatto quindi della capacità di adattamento da parte dei lavoratori, che saranno sempre più professionalizzati. Non dimenticandoci, chiudo davvero, che nel futuro dovremo fare i conti anche con delle professioni che in questo momento abbiamo riscoperto. La dottoressa Palumbo le diceva prima una agli insegnanti. Abbiamo scoperto in questo periodo che è bellissima, noi stiamo sperimentando questa forma oggi di convegno, è una bellissima, eccezionale, ma a me manca vedere i ragazzi, a me manca essere con i relatori e poter avere uno scambio veloce. Io mi immagino per un ragazzo questa famigerata DAD cosa possa significare, no? Quindi il tema di riportare l'insegnamento nelle aule, una professionalizzazione diversa anche nelle scuole è fondamentale. E poi tutti i servizi alla persona, perché c'è tutto il tema del digitale, è vero, ma non dobbiamo dimenticarci che nel nostro paese stiamo andando verso una popolazione che invecchia, che avrà bisogno di servizi in parte colmati dal digitale, ma che in parte dipenderanno anche da prossimità. Quindi non dimentichiamoci tutta la parte dei servizi umanistici, e qui guardo soprattutto la professoressa Bienati, perché Ca' Foscari credo, come Università di Padova, abbia una grossa responsabilità nel formare anche operatori di socialità nel futuro, perché saranno molto importanti a mio parere. Dottor Costa, siamo veramente in chiusura, chiedo una battuta, alla professoressa Bienati, che cosa possiamo lasciare oggi ai nostri studenti che stanno pensando alla scelta universitaria futura? Una battuta. Allora, condivido quanto è stato detto prima, credo da Roberto Crosta. Siamo molto invidiosi noi dei nostri giovani di poter avere davanti tutte le possibilità che il mondo della formazione, dell'università e del lavoro oggi offre, con molta flessibilità, con molta fluidità, ecco, rispetto anche al passato. Quindi da questo punto di vista credo che incontri come questi siano molto, molto importanti. Anche per me è molto interessante confrontarmi con persone del mondo del lavoro, perché noi abbiamo la sensazione come università che siamo sempre in ritardo rispetto al mondo del lavoro. Cioè siamo sempre quasi a rincorrerlo, e quindi è sempre più necessario avere dei momenti di incontro e appunto cercare di avvicinare questi due mondi. Questo almeno diciamo è quella che è la mia prospettiva dal lato appunto dell'università, però la sento anche questa esigenza molto forte quando noi analizziamo i dati dei nostri corsi di studio. È uno di quelli più importanti che prendiamo in esame è ovviamente quello dell'occupabilità. Quindi auspico che ci sia sempre più appunto questa vicinanza e che ci siano appunto anche momenti di condivisione, di collaborazione e di suggerimenti del mondo del lavoro all'università su quali sono gli strumenti necessari nella cassetta degli attrezzi di ciascuno. Grazie.
Grazie professor Benati. Dottoressa Palumbo, una battuta. Lei ha la responsabilità della scuola veneta, perché chiaramente ha questa grande responsabilità. Che cosa possiamo dire per il futuro a questi ragazzi che stanno facendo questa scelta, sia quelli della scuola secondaria di primo grado, sia quelli che invece vanno verso l'università? Ma io condivido molto, diciamo, L'audio? l'ho acceso? Sì. Io condivido molto Sì. diciamo, questo stato d'animo di cui parlava Luisa Bienati, cioè chi si occupa di formazione ha sempre l'ansia e la preoccupazione di essere un passo indietro rispetto prima di tutto alla formazione della persona, vorrei dire, quindi alla costituzione di quel set di competenze civiche e sociali che sono quelle che formano i cittadini sostanzialmente, no? E poi di essere anche, come dire, indietro rispetto alle richieste del mondo del lavoro o comunque agli scenari che il mondo del lavoro può offrire. Ecco, io vorrei chiudere con un messaggio anche positivo, cioè teniamo presente che i nostri studenti universitari cioè in Italia sono, credo, intorno ai 2 milioni in tutto, poco più, poco meno. Su una popolazione universitaria, diciamo, di formazione terziaria in Europa che è di invece 17-18 milioni. Quindi sono una piccola fettina molto preziosa per il nostro paese. Condivido quello che ha detto Donadon, dobbiamo cercare veramente di non farli scappare, cioè di tenerli nel nostro paese perché sono anche pochi, le esigenze produttive, anche di miglioramento, diciamo, di tutti i settori produttivi, dei servizi, della pubblica amministrazione nel nostro paese sono tantissime. Pensate solo al settore appunto dell'istruzione, cosa sta richiedendo in questo momento agli insegnanti. Cioè di colpo è sparito lo scenario e il paradigma tradizionale e si sono trovati a dover fare didattica in modo completamente diverso. Quindi la questione anche della pervasività del digitale e del lavorare tutti assieme deve essere un po' il faro che dobbiamo portare con noi scegliendo i percorsi che sono, ripeto, più numerosi anche adesso rispetto al passato, quindi si possono più adattare anche alle nostre passioni, ai nostri interessi. Bene, grazie, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Riccardo Donadon, ringrazio Luisa Bienati, ringrazio Roberto Crosta, grazie alla dottoressa Palumbo per essere stati qui con noi, ringrazio il pubblico che ci ha seguito e concludiamo il nostro evento augurando a tutti chiaramente una buona scelta. Grazie di essere intervenuti. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie. Grazie a tutti, arrivederci.